Bene, siamo tornati in diretta radiofonica, siamo sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Questo è il programma collegato anche alla Forza dell'Amore, che salutiamo Rosanna. Poi questa chiacchierata, diciamo, verrà postata anche sul canale Telegram La Forza dell'Amore e anche sul canale YouTube del canale La Forza dell'Amore. Sono collegato col dottor osteopata Francesco Rapetti. Come dicevo, è un dottore osteopata, è docente presso la scuola di osteopatia con esperienza clinica ultradecennale, nonché docente di ruolo nella scuola pubblica in scienze motorie ed è specializzato nelle attività di sostegno degli alunni diversamente abili, nonché anche personal trainer. Quindi, carissimo Francesco, dovresti essere in linea adesso. Buongiorno Luciano, buongiorno ai radioascoltatori, buona domenica a tutti. Eccoci qui. Io ogni tanto mi capino questi vuoti di memoria, nonostante... Va bene, ci sta, quando hai tante informazioni per la testa è chiaro che poi... E poi dice anche mia moglie sovente, dice c'è poco da fare, gli uomini hanno meno collegamenti, quindi di conseguenza pensano solamente e sbagliano ogni tanto, quindi vabbè, comunque. Va bene, queste risapute, noi mettiamo le mani avanti così anche se sbagliamo, diciamo, siamo perdonati. Va bene così. Allora, un attimo che aggiusto di nuovo il tuo microfono perché arrivi un po' bassino. Allora, prova Sì, provo. Eccoci qua, perfetto. Qualcosa, No, è perfetto, adesso è perfetto. Bene. Benissimo. Allora, questo collegamento qui, adesso, questa chiacchierata, anzi, che faremo col dottor Francesco Rapetti, è inerente a un convegno internazionale che si terrà a Taranto il 19 giugno qui a venire. Ecco, allora, se ci vuoi spiegare meglio tu così... Io ho il mio onore di essere uno dei componenti, di rappresentare l'associazione Noi APS di Taranto. Saluto tutti gli associati in ascolto, oltre ai attivi radioascoltatori. L'associazione Noi è attiva già da 4 anni e ha al suo attivo 3 convegni. Il quarto lo presenteremo il 19 giugno presso l'Università Aldo Moro di Bari, il Dipartimento Ionico delle Scienze Giuridiche ed Economiche del Mediterraneo, che ha sede a Taranto, ed è organizzato questo convegno di medicina integrata internazionale insieme a 4 mani con proprio l'Università Aldo Moro, che oltre a ospitarci sta organizzando questo convegno insieme all'Associazione Ioni. E quindi è un momento importante perché stiamo cercando, così come è avvenuto già nei precedenti incontri, negli altri convegni, abbiamo invitato personaggi di rilievo della medicina, ricercatori, ricordiamo uno fra tutti, il professor Pier Mario Biava, per quanto riguarda la medicina, l'epigenetica e la medicina informazionale, e abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare anche alcuni personaggi come il professor Mauro Mantovani e come più volte candidato al Nobel per la pace Erwin Laszlo, un filosofo che ha lavorato a 4 mani proprio con il professor Pier Mario Biava. Quindi vi ringrazio ancora una volta per la loro partecipazione. Quest'anno abbiamo una presenza veramente forte di persone che hanno dedicato una vita alla medicina e che guardano sempre avanti perché sono costantemente in aggiornamento, perché ci porteranno moltissime novità e cercheremo di capire la medicina come si sta muovendo per diventare sempre un po' meno medicina della malattia, un pochino più medicina della salute, quindi anticipare la malattia per poter avere una qualità della salute che ci consenta di fare il nostro percorso terreno non troppo acciaccati, ma sempre con livelli energetici piuttosto alti. E per cui questo è un po' l'obiettivo, quello della divulgazione, per permettere a chi è presente di avere quindi una proposta di uno sviluppo di un senso critico per fare poi delle scelte più consapevoli, quindi percepire meglio il nostro corpo, capire che cosa ci sta succedendo e poi poter avere un confronto più costruttivo con il nostro medico, con la persona che si sta prendendo cura della nostra salute.
è a livello olistico, diciamo, che comprende tantissime cose, non solo ristretto, e anche perché presentate appunto il diritto medicina e benessere, quindi queste nuove prospettive appunto per la salute della persona, che non è poco, anche perché avete preso in mano diciamo un ariete e state sfondando dei paradigmi non indifferenti. Esattamente, quello è proprio il titolo che vedremo un po' sulle nostre locandine, città, che ci vedremo per l'Italia. Il diritto, medicina e benessere. Perché il diritto? Noi ci troviamo proprio nella facoltà di medicina, di economia e di giurisprudenza, il diritto alla salute, e quindi il convegno abbiamo pensato di dividerlo in due macro aree. La prima, che ha un titolo bello preciso che ci fa capire già qual è l'oggetto del discorso: l'autodeterminazione terapeutica del paziente e responsabilità medica, profili giuridici. A questa prima area parteciperanno ben due professori, due docenti universitari. Il primo è colui che introduce e modera, il professor Stefano Cassio, che è professore di diritto del lavoro proprio del Dipartimento Ionico di Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, e il dottor Antonio Alessio Caracciolo, chiedo scusa, che è un assistente di ricerca dell'Università degli Studi Aldo Moro. Loro tratteranno questi argomenti. Nello specifico il dottor Alessio Caracciolo parlerà del Trattato di Helsinki e il consenso informato, le terapie compassionevoli e differenza tra farmaco, integratore e sostanze sostanzialmente. E avremo il dottor Fabio La Falce in quest'area, che è un farmacista ospedaliero, perché ci vuole anche l'aspetto tecnico per poter parlare insomma di questi argomenti. Normativa del farmaco e appropriatezza prescrittiva, l'uso off-label di farmaci e sostanze non di uso farmacologico, per cui quando il paziente in buona sostanza vorrebbe curarsi in un certo modo e dove ancora diciamo non c'è l'ufficialità, può farlo a casa propria, può obbligare il medico a seguirlo in quel tipo di terapia. Ecco, diciamo, mettiamo in luce, cerchiamo di fare chiarezza su quello che il medico può fare o non può fare, vuoi per questioni deontologiche, vuoi per questioni di quelli che sono gli indirizzi ministeriali o dell'albo dei medici, e quindi ci sono dei doveri e dei diritti, e comunque ci sta una lettura che appartiene esclusivamente al medico. Dall'altra parte ci sono i bisogni del paziente e le richieste del paziente, quindi vedere in che modo questi due aspetti si possono conciliare e fino a che punto si possono conciliare, e questa è l'area giuridico-sanitaria. Successivamente a quest'area giuridico-sanitaria si apre tutto un mondo per quanto riguarda l'area scientifico-medica, dove sono invitati una serie di professionisti, di medici specializzati e che appartengono sia all'area medica, quella allopatica, diciamo convenzionale, quella integrata e quella non convenzionale. Quindi avremo il dottor Attilio Cavezzi, che modererà, oltre ad avere il suo, la sua relazione. All'interno di quest'area inizieremo con il professor Francesco Schittulli, che ricordiamo che è il presidente nazionale della Lega Lotta ai Tumori, che peraltro ha patrocinato questo convegno, quindi lo ringraziamo per la doppia veste di presidente, presente qui a Taranto, e per il suo intervento parlerà, ricordiamo che il sostituto è un senologo, è un chirurgo oncologo, e lui parlerà del futuro dell'oncologia. Quindi siamo proprio nell'ambito della medicina allopatica, nell'ambito di questo tipo di intervento. Il titolo del convegno, giusto per capirci, parla di medicina convenzionale, integrata e non convenzionale, percorsi per la salute e il benessere della persona. Per cui è un tavolo, diciamo così, di formazione, di confronto tra le varie aree, se possiamo dire così, della medicina, i vari percorsi, tra quella
allopatica, quella integrata e quella non convenzionale. Proviamo prove tecniche di dialogo, diciamo così, va bene? Poi avremo il dottor Antonio Fusco, che è un cardiologo responsabile dell'unità di elettrofisiologia e elettrostimolazione dell'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, e lui ci parlerà di altri argomenti molto interessanti e aggiornati, come l'alimentazione, fonte di infiammazione o prevenzione. Quindi parleremo di lipidomica di membrana, test predittivo per la prevenzione cardiaca, quindi capire come l'alimentazione può abbassare i livelli di infiammazione che possono essere la base di problematiche cardiache serie, una cosa interessantissima. Così come il dottor Michele Spina, che è un chimico clinico, lui ci parlerà proprio dei biomarcatori di infiammazione stress ossidativa, hanno messo su una routine che permette di vedere in maniera predittiva quelli che possono essere i rischi cardiometabolici e quindi in che modo fare una prevenzione e un'integrazione di precisione. A questo punto stiamo andando sempre più nell'analisi. Poi il dottor Pavezzi si vestirà appunto con l'abito non più del moderatore ma del relatore, e ci parlerà. Il dottor Pavezzi è un chirurgo vascolare, che è direttore di Eurocenter Vena Linfa di Santa Nicoletta del Tronto, va bene? Lui ci parlerà di terapia non farmacologica low cost del diabete e delle evidenze scientifiche. Infine abbiamo il dottor Gabriele Prinzi, che è un medico specialista in chirurgia addominale di urgenza. Lui invece focalizzerà l'attenzione sull'asse intestino-cuore e neuroinfiammazioni, come l'intestino influenza cuore e cervello. Ancora continueremo nell'altra sessione, ancora in questa sessione, con il dottor Giuseppe Tagliente, che è un pediatra, è un esperto in microscopia, vicepresidente dell'Associazione di Virologia Italiana SIRI. Lui ci parlerà dell'indagine preventiva per le infiammazioni croniche silenti, per cui è un esperto anche di microscopia, e quindi ci spiegherà come da una goccettina di sangue è possibile vedere condizioni anomale di questi dei globuli rossi, per esempio una tra tutte dei globuli rossi, i nostri sassi dell'ossigeno, che sono in una condizione ideale, oppure si sono infilati, che sono aggregati, che si crea fango ematico, e quindi una condizione che può portare ipossia, acidosi e tutte quelle che sono quelle basi per le patologie più devastanti. In anticipo, prima che si manifestino, quindi stiamo lavorando e parliamo di prevenzione, non più quindi di medicina quando la macchina si è rotta, ma di medicina prima che la macchina si rompa, o fare in modo che si rompa il più lontano possibile. Scusate questa metafora con la macchina in genere. E poi sarò presente io come osteopata e parlerò dell'osteopatia come strumento naturale integrato a sostegno dell'omeostasi, dell'equilibrio dell'organismo, come l'organismo messo in determinate condizioni può avere lunga vita, e non, come diceva un amico, lunga vita e malaticcia. Cioè noi dobbiamo venire fuori da quell'idea che come dire, possiamo convivere vita naturale durante col farmaco. Il farmaco deve essere usato in una condizione di una fase acuta, lì può essere un salvavita, lì può essere il momento in cui il farmaco veramente può esprimere al meglio il suo potenziale, ma quando cominciamo a entrare in una condizione di utilizzo cronico le cose cambiano, e vediamo come anche con l'osteopatia è possibile mantenere quell'equilibrio e consentire al nostro organismo di trovare dentro di sé quella farmacia, quel farmaco giusto per mantenere in equilibrio tutto il sistema senza dover ricorrere a questioni esterne, ad altri elementi esterni. Poi abbiamo il dottor Fabio La Falce, che dopo essere intervenuto nell'area giuridico-sanitaria interviene in questa scientifico-medica e ci parlerà della malattia vista dal punto di vista omotossicologico, quindi l'acidosi metabolica ed energia. Perché insistiamo sull'acidosi? Perché l'acidosi sostanzialmente è il terreno biologico ideale per virus, batteri,
funghi, prioni per lo sviluppo delle patologie degenerative e neurodegenerative e oncologiche, tutto in ambiente acido, per cui si cerca di scherzare, di riportare l'equilibrio del corpo in una condizione dove il pH sia tale da permettere lo scambio migliore tra l'ambiente interno e l'ambiente esterno della cellula, l'ambiente esterno e la matrice extracellulare, ma ne parleremo abbondantemente in quella giornata. Poi avremo il dottor Edoardo Molina dalla Colombia, che connetterà con noi, che è un medico chirurgo esperto in medicina ortomolecolare, cioè gli altissimi dosaggi di vitamine in maniera endovenosa, e parlerà della medicina ortomolecolare all'interno delle patologie croniche degenerative, quindi tutto in linea per cercare di venire fuori da una condizione di malattia cronica. E infine il dottor Molina, essendo ovviamente non di lingua italiana, sarà coadiuvato, sostenuto dalla dottoressa Garcia Monzon Natascia, che è una biologa e sarà la nostra interprete per il dibattito. Quindi è una bella giornata corposa di tanti interventi, spero interessanti, che possano contribuire a migliorare appunto la conoscenza di chi ci vorrà ascoltare. È un convegno che andrà in streaming, quindi in diretta, anche per chi non potrà raggiungere il capoluogo ionico qui Taranto. E certamente essere qui significa avere la possibilità di poter relazionare con tutti questi esperti e quindi avere dei contatti un pochino più diretti. Dopodiché verrà lasciata, così come è successo per gli altri convegni, sui canali dell'associazione, sia YouTube che Facebook, sarà depositato il video con le varie relazioni, per chi non lo potrà vedere con calma se avrà voglia di ascoltare. Questo è un po', non troppo velocemente il sunto, mi rendo conto che però c'era tanta roba, non sono riuscito, non è, diciamo, la capacità di sintesi non è la mia virtù migliore. Sì, anche perché questi eventi qui non è che li puoi fare coinvolgendo questo numero di dottori e professionisti, diciamo, in un'ora solo. Per forza di cose è esteso. Va da sé che chi poi vorrà seguire, a prescindere da una cosa, hai detto una parola che mi è rimasta impressa: i prioni. Hai detto prima all'interno, ho capito male io, perché mi segnalano che diciamo la voce tua nel telefono arriva leggermente distorta in radio poi. Sì, no, prioni. Ecco, i prioni, perché l'ho letto a riguardo, qui in Veneto è iniziata, in Veneto e Mantova, diciamo, la vaccinazione degli avicoli, e sì. trattava appunto che questo vaccino rilascia all'interno poi delle carni questi prioni che, nonostante la cottura, rimangono lì attivi e di conseguenza poi vanno a creare qualche pasticcio all'interno del nostro organismo. Ecco, questa poi magari, se possiamo... Allora, voglio dire, i prioni genericamente sono sostanzialmente degli agenti delle endotossine, sono degli agenti infettivi, sono costituiti da proteine, proteine anomale, va bene? Loro si replicano e costringono le altre proteine, quelle sane, ad assumere la loro forma patogena. E quindi ovviamente sono degli elementi che sono iperdannosi per il nostro organismo. E tutto questo si muove in ambiente acido, quindi quando il nostro pH tissutale, che praticamente sostanzialmente la patologia non nasce dentro la cellula, ma fuori dalla cellula, cioè i nostri 40.000 miliardi di cellule che ci costituiscono un organismo vivo, diciamo così, non sono lì che si muovono nell'aria, si trovano all'interno di un mare magnum che è la matrice extracellulare, questa sostanza che consente gli scambi tra la parte
esterna della cellula e la parte interna della cellula. Nella matrice praticamente arrivano tutti gli elementi nutrizionali della cellula, per cui sali, vitamine, l'ossigeno, tutto quello che deve arrivare all'interno della cellula, i macronutrienti. Dopodiché la cellula, una volta che elabora la sua energia, l'adenosine-fosfato, sta parlando adesso il dottor Francesco. La risposta poi per gli scatti metabolici per i più acidi vengono trasferiti poi nella matrice extracellulare. Quando la matrice extracellulare è troppo, quella sostanza fondamentale diventa sempre più gelatinosa, sempre più densa, non consente tra la parte esterna e la parte interna della cellula. Quindi un pH troppo acido ovviamente crea le basi per tutta una serie di problematiche ed è un ambiente ideale per lo sviluppo proprio delle patologie in genere, abbiamo detto prima, quelle degenerative, quelle oncologiche, ma anche per la proliferazione di certi agenti patogeni, dei virus e anche dei primi stessi. Ecco, è quello che ti dicevo prima, quando ho letto quell'articolo riguardo la vaccinazione degli avicoli qui in Veneto e nella provincia di Mantova, e questi prioni ha automaticamente messo il punto interrogativo, dico guarda te, e si ricollega. Nel frattempo che stavi parlando, io mi sono agganciato telefonicamente appunto col dottor Gabriele Prinzi, che è un medico chirurgo specialista in chirurgia d'urgenza e laparoscopia, nonché esperto nella salute dell'intestino, malattie dell'apparato digerente e nonché anche un scrittore con un nuovo libro, che è Le Panzane. Allora, innanzitutto ben entrato anche tu qui in questa chiacchierata, e siamo assieme al dottor Francesco e a te. Sì, ciao, buongiorno, buona domenica. Sì, ti sentiamo. Non so se mi sentite. Sì. Ah, ok, perfetto. Volevo essere sicuro perché sono in auto, per cui non avevo la certezza della qualità dell'audio. Intanto grazie per avermi inserito nella trasmissione. C'è anche il dottor Francesco. Ciao Francesco, buongiorno. Dottor Prinzi. Ciao Gabriele, ciao. Ciao. Ben arrivato. Stavamo parlando proprio adesso di quelle che erano i relatori del convegno. Ricordiamo che il dottor Gabriele Prinzi sarà uno dei relatori del convegno del 19 giugno e approfitto anche per dirvi che il giorno prima, il 18, il dottor Gabriele Prinzi è invitato al comune di Taranto, al Palazzo degli Specchi, per presentare il suo libro edito da Mondadori, Panzane, che ha il titolo è tutto un programma, e quindi sarebbe molto interessante ascoltare e magari vedere una firma autografa di questo libro, Gabriele. Io sicuramente sono in prima fila ad ascoltarti, per poter appunto ascoltare le novità che verranno proposte, che aiutano assolutamente il nostro aspetto epigenetico, il nostro stile di vita. Dall'intestino transita veramente la nostra salute a 360 gradi. Ti ringrazio della presentazione dell'assist, però vorrei dire a voi, così come ai nostri audioascoltatori, che in effetti questo libro non è che porta delle novità, perché quello che è scritto lì è vecchio di almeno 40 anni, e fra le cose che sono vecchie di almeno 40 anni il titolo Panzane voleva essere volutamente provocatorio per andare a smontare una serie di sciocchezze, una delle quali è che il tumore dello stomaco e dell'esofago sia legato ad un batterio che si chiama Helicobacter pylori, quando noi sappiamo dal 1982 che invece è un altro il processo che porta alla cancerizzazione dello stomaco, e negli ultimi anni capofila di questi studi sono poi gli italiani. Ogni tanto parliamo bene degli italiani, il gruppo del professor Gasbarrini del CEMAT dei Gemelli, che da anni porta avanti questa visione dello stomaco che non è Helicobacter centrico, cioè non c'è solo l'Helicobacter. Se noi consideriamo noi stessi come un pianeta ambulante, perché questa è la rivoluzione della visione di questo organo nuovo, chiamiamolo così, che è il microbioma o il microbiota, dentro lo stomaco non c'è un batterio, e noi questo lo sappiamo da tanto tempo, e in più quei processi che sono
legati al tumore non è per la presenza del batterio, ma del fatto che della nostra vita noi non siamo né consapevoli né attori, siamo passivi rispetto alle cose che ci vengono dette, e la prima sciocchezza in assoluto è che certi farmaci, che chiamiamo amichevolmente gastroprotettori, fanno dei danni enormi, primo dei quali è modificare l'ambiente gastrico per portare centinaia di altri batteri che poi generano il tumore. Quindi non è l'Helicobacter la causa, forse potremmo vedere questo batterio come un segnale d'allarme, no? È un sintomo la presenza dell'Helicobacter, che è collegato ovviamente al nostro stile di vita, a quello che mangiamo, la pancia gonfia, e il meccanismo che porta l'Helicobacter nello stomaco è quello che noi chiamiamo il reflusso. Paradossalmente, permettetemi, poi mi taccio perché sono un temibile chiacchierone, paradossalmente l'Helicobacter non è la causa del reflusso, è l'effetto del reflusso. In più, degli studi affascinanti dimostrano che nel momento in cui qualcuno in maniera dogmatica con 120 compresse di antibiotico, Francesco, sentimi, con 120 compresse di antibiotico è convinto che sta ammazzando solo l'Helicobacter, la scomparsa dell'Helicobacter non solo peggiora il reflusso, ma sembra essere favorente una lesione precancerosa dell'esofago che si chiama esofago di Barrett. E parliamo di studi anche recenti, meta-analisi su milioni di pazienti, non piccoli studi con piccoli numeri. Eppure il nostro dogma sanitario è: cerca l'Helicobacter, ammazzalo, punto e basta. Salute. E a mio avviso una visione cieca. Beh, io vorrei dire una cosa. Vorrei dire una cosa, questa alle radioascoltatrici e radioascoltatori, questa è una anticipazione di quello che potrà essere ascoltato appunto a questo convegno. Già qui dovrebbe aprirsi un mondo per ciò che è stato detto in questo momento, e che è stato detto pochissimo, quindi grazie. Siete d'accordo che queste informazioni debbano raggiungere la popolazione e informarla? È il compito che abbiamo effettivamente, portare a conoscenza il più possibile. Poi, ovvio che ognuno di noi deve prendere in mano le redini della propria vita, non dobbiamo delegare a destra e a manca, come si suol dire, e dobbiamo essere consapevoli e anche coscienti. Certo, volevi dire qualcosa, Gabriele? No. Dicevo, in effetti qua non stiamo cercando di far diventare tutti medici gli ascoltatori, stiamo chiedendo semplicemente di sviluppare un po' di più il senso critico. Per poter sviluppare il senso critico bisogna avere anche contezza, bisogna cercare di capirne di più. Dopodiché si può affrontare anche con più piacere, se vogliamo, il confronto con lo specialista, ma non solo in ambito medico, ma può essere in ambito giuridico, in ambito di quella che può essere l'ingegneria, non so. Noi dobbiamo smetterla di delegare in maniera pedissequa a prescindere, cioè dobbiamo arrivare quanto più preparati a un confronto con lo specialista, perché solamente così possiamo fare delle scelte consapevoli, altrimenti dobbiamo farci, per quelli che sono i credenti, il segno della croce e sperare nella serietà, nella professionalità, nell'onestà del relatore che abbiamo di fronte. Allora, per poterci difendere noi dobbiamo sapere di più, dobbiamo arrivare quanto più preparati possibili, e questi convegni totalmente gratuiti servono assolutamente a sostegno dello sviluppo del senso critico, quindi hanno un principio molto nobile per cercare di destarci un attimino da questa pigrizia e cercare di fare un pochino di spazio tra le milioni di informazioni che arrivano quotidianamente e poter fare una cernita per quelli che sono gli elementi che poi realmente ci possono servire, per cui l'invito è quello di saperne di più, di seguire le pagine degli esperti, visto che adesso i social sono così diffusi, sono così presenti nella nostra vita, facciamone un uso corretto, cioè non siamo lì a scrollare col pollice
e andare a vedere i video di 30 secondi che ci lasciano poco e niente, ma andiamo a seguire quei dibattiti di divulgazione che servono a capirne di più e che molto spesso sono come dire, prodromici di novità che arriveranno lì a breve o quantomeno ci aiutano a difenderci nel quotidiano. Non so, Gabriele, vuoi dire qualcosa in merito? Una cosa che mi hai ricordato e di cui parlavamo l'altra sera a Roma, dove ho presentato il libro, è che nella nostra cultura, così noi siamo stati cresciuti, e questa è la nostra cultura, che noi si cerca all'esterno la soluzione di problemi che sono personali o interni. Ciò presuppone che io non mi sto prendendo cura di me. Esempio, se la mia vita è una vita stressata, lavoro 20 ore al giorno, ingoio il cibo piuttosto che masticarlo, scelgo la prima cosa che capita, e quindi dentro di me il mio corpo incomincia a darmi dei segnali, diciamo, si accendono più spie rosse che magari mi inviterebbero a cambiare vita e incominciare a prendere la responsabilità in mano della mia salute. È molto più semplice delegare all'esterno la ricerca di un rimedio, una pillola di solito o più pillole, che siano integratori o farmaci poco importa, però la delega all'esterno piuttosto che assumere la consapevolezza che quello che faccio e come vivo la mia vita è la prima causa di quello che il mio corpo mi sta comunicando che non va bene. È paradossale, ma ha fatto parte delle mie presentazioni in giro per l'Italia riportare una pubblicità di Carosello, ora non ricordo se del 70 o del 71, in cui Cillo Pontecorvo, famoso regista italiano, fa la pubblicità all'Alka-Seltzer. È impressionante, se tu lo vuoi vedere da un punto di vista sociologico, ma anche medico, di come quella pubblicità sia il primo esempio italiano di un rimedio per un sintomo. Ciò vuol dire che è possibile identificare, c'è sicuramente gente più preparata di me per dirlo, che dagli anni 70 che la popolazione italiana viene, diciamo così, permettetemi il termine, manipolata in maniera a un rimedio specifico, senza domandarsi quel problema specifico, quel sintomo, che cosa mi vuole comunicare e a livello complessivo che cosa mi dice di me nel momento in cui sono e con le cose che faccio. Questo è il primo atto di deresponsabilizzazione che sarebbe corretto riportare a chi ci ascolta e al pubblico, perché i sintomi, a detta dei miei maestri in medicina e in chirurgia, i sintomi sono solo segnali di allarme, è la punta dell'iceberg, il reflusso è la punta dell'iceberg, non è una malattia. Se io e Francesco siamo magari due professionisti diversi, ma concordiamo sul fatto che il corpo non può essere diviso in pezzettini di organi e che quel pezzettino di organo è malato, ma che vada visto in un insieme in cui il reflusso è la risultante complessiva di tutta una serie di meccanismi di protezione che hanno fallito, non uno, ma tanti. E così cancellare un sintomo, perché ovviamente io devo andare a cena con gli amici, piuttosto che mangiare alle 24, piuttosto che andare al cinema e magari in quel momento ho problemi a dolori addominali, piuttosto che la diarrea, ma devo andare al cinema. Ecco che la pubblicità cosa ci mostrano? Tu sei di fronte al cinema, sei in fila e hai lo stomaco che si è arrotolato male, però c'è la pillola e quella pillola ti risolve il problema. E chi se ne frega del perché tu hai quel problema e se ti insegue tutti i giorni? Tanto c'è la pillola. O no? Questa è ingannevole, come che è ingannevole. Basta pensare che su una decina di spot, il più delle volte ce ne sono anche 2 o 3 di prodotti da banco, di pillole e quant'altro per tenere a bada i vari reflussi e i dolori di stomaco, quindi questo dovrebbe far riflettere, come dovrebbe far riflettere. Quando entri in farmacia non avete l'impressione che siete in un supermercato, no? Dove magari nel supermercato, nel corridoio delle colazioni non trovate tutte le atine, le giraffe,
tutti questi bellissimi disegni ad altezza bambino, mentre tutte le parti fitness, piuttosto che lo sport, piuttosto che bell'informa, sono nella parte alta invece di quel corridoio, e quindi come se i bambini vedono le abine, gli adulti vedono altre robe, ma se mi permettete è la stessa qualità, è la stessa struttura, fatta di cibo ultra raffinato, cereali se volete ultra raffinati, che sono totalmente privi di nutrienti. Quindi quando entriamo in farmacia ed è tutto colorato, ecco, a me mi dà l'impressione dentro la farmacia di essere nel corridoio delle colazioni del supermercato sotto casa. E anche lì ogni piano ha la sua, diciamo, il suo potere. Sì. Perché non a caso, come nei supermercati mettono determinate cose a livello di bambini ed altre invece a livello vista proprio di chi deve fare la spesa, senza poi soffermarsi a leggere, riflettere e quant'altro. La frenesia della vita moderna. Ci sono proprio dei corsi universitari che insegnano come fare questo. Non credo di stare facendo dei discorsi troppo fuori dal seminato, no? No, i corsi di marketing, quindi belli e buoni, proprio dove posizionare correttamente, e anche gli studi che fanno su come si dice, gli involucri fatti in un determinato modo, con determinati colori, con determinati richiami. Siamo polli di batteria. Polli in batteria ci descrive molto bene. Perché in effetti, come dicevo prima, quella proteina che si genera, questo prione, nessuno ne parla, ne parlano pochissimi, però bene o male sta partendo questa campagna appunto vaccinale alle avicole, e guarda caso che anche quelle che producono uova, quindi di conseguenza nel silenzio quasi totale dei media, quelli che invece dovrebbero essere i primi garanti di tante cose. E noi, e anche voi, perché voi state portando avanti una consapevolezza non indifferente in ambito sanitario, medico-sanitario, ed è incommiabile perché almeno si incomincia a vedere un po' di luce, dico io. Diciamo che gli ultimi anni hanno, secondo me, alcune coscienze le hanno risvegliate, e sono diversi oramai i professionisti sanitari, che siano medici, piuttosto che psicologi, fisioterapisti, osteopati. Ce ne sono tanti che hanno incominciato a condividere gratuitamente queste informazioni, e ovviamente questi sono semi per terreni fertili. Non è detto che tutti possano percepire questa necessità di fare un cambiamento nella propria vita, però è percezione di molti, per quello che posso testimoniare io nel mio lavoro, è percezione di molti che la fiducia nel sistema sanitario nazionale e nei media sia ai livelli più bassi mai registrati nella storia. C'è proprio una diffidenza generalizzata. Non so se avete la stessa percezione. Sì, beh, credo che i radioascoltatori di questa emittente ne siano ben consci di ciò. Quindi... Benissimo. Allora mi sento a casa. Qui sicuramente, anche perché le battaglie, il fondatore di questa radio era Franco Carraro, io non ho avuto modo di conoscerlo, se non ascoltando le sue registrazioni. Comunque diceva sempre: spegnete il baucometro, cioè spegnete la TV, perché è quella che vi indottrina e che vi fa vedere cose che non sono vere a volte, anzi spesso. In un incontro, vedi le persone che saranno insieme, i professionisti che saranno insieme in questo convegno. Io ringrazio Francesco intanto di averle unite e di aver pensato anche a me per essere lì con loro. Tutte queste persone e questi professionisti portano avanti delle informazioni che sono scientificamente inossidabili, ma che sono contrastate dal sistema, perché il sistema, se ci pensi, non vuole il nostro bene.
per un semplice e banale motivo. Il motivo è economico, ma è molto più macro di quello che si pensi. Noi non produciamo più nulla in Italia, abbiamo privatizzato tutto, e anche le grosse aziende di macchine che oramai hanno, diciamo, con il grosso fallimento di questa boiata del Green Deal, del tutto elettrico, si sono trasferite fuori dall'Italia. Quindi in Italia chi è che produce reddito? Chi è che crea il prodotto interno lordo? È la sanità. Quindi quando le persone stanno bene, se io fossi il ministro della sanità o dell'economia, direi: quando state bene state facendo del male al PIL dell'Italia. Al PIL dell'Italia sì, ma alle tasche di altri no. E questo vuol dire che chi ci dà dei consigli non è detto che ce li dia per il bene nostro, magari ce li dà per il bene della Cassa dello Stato, ma non per il nostro bene. E di questo sono fermamente convinto. Queste sono riflessioni da mettere in prima dentro di noi, riflettere su ciò, perché va da sé che difficilmente uno ti dà qualcosa gratis, vuole sempre qualcosa di tornaconto, quindi di conseguenza è una perdita anche di libertà questa. Non ce ne rendiamo conto, ma piano piano ci troviamo proprio all'interno, diciamo, di un bel pollaio, e magari in 15 minuti, i famosi spazi da 15 minuti a piedi, poi ce ne sarebbe da dire ancora di più, ma comunque ciò che conta è che se ne parli un po' alla volta. Io sono convinto che ormai è stato incrinato, e quindi di conseguenza noto, anche parlando con altre persone, che iniziano a porsi tante domande, cosa che una volta non se le ponevano. Stiamo vedendo anche ultimamente ormai le cose un pochino cambiano, non tutti sono disposti a questi cambiamenti, però diciamo è in atto una speciazione anche da noi, e il più forte, per forza di cose, riuscirà a superare di conseguenza. Un'altra cosa. Io sono... Vai. No, prego. Io sono convinto che lo sforzo di chi sta nell'ambito della divulgazione deve essere concentrato su chi è già pronto a recepire e all'ascolto. Cioè, molto spesso vedo che tanti amici, colleghi si sfiancano quasi nel quasi voler convincere un po' tutti quanti della bontà di ciò che stanno dicendo, senza che poi l'interlocutore sia ancora pronto per poter accettare. Faccio un esempio su tutti. Proprio ieri sentivo un caro amico che non sentivo da tanto tempo al telefono, che mi diceva che gli avevano diagnosticato la presenza del liquidbattere, che stava facendo quel bombardamento antibiotico di cui faceva riferimento prima Gabriele Prinzi, il dottor Prinzi. Ebbene, è impossibile poter convincere in pochi minuti l'interlocutore che ci sono anche altre visioni, per cui è come dire, quello che stiamo mettendo in atto è una rivoluzione culturale, un paradigma diverso della medicina, che ha bisogno del suo tempo, ha bisogno della disponibilità mentale degli ascoltatori, di chi vuole ascoltare, di chi è già con un passo al di là nell'essere pronto ad informarsi. Ogni volta chiediamo sempre di mettere in discussione quello che stiamo dicendo, cioè di non essere noi i nuovi messia, i nuovi, promotori di questo, di quell'altro integratore, di questa, di quest'altra terapia. Cioè è la gente che deve diventare più consapevole. Il ditino deve essere rivolto verso se stessi, non verso gli altri quando le cose non vanno sempre bene. Cioè dobbiamo essere noi i primi responsabili della tutela della caduta di noi stessi, per cui ne dobbiamo sapere di più. E allora quando si parla di reflusso gastroesofageo, ora si deve fare pure le domande: ma perché mi stanno dando l'anti qualcosa, in questo caso un antiacido? Ma perché devo ridurre la mia produzione di acido cloritico? Possiamo farcela questa domanda?
oppure non sta funzionando bene la meccanica e quindi l'acido cloridrico non sta nel posto dove deve stare, mi sta creando problemi in altre strutture che non sono state costruite per ospitare l'acido cloridrico. E se mi manca l'acido cloridrico, cioè se io lo abbasso con un inibitore della pompa protonica, magari in maniera cronica, che cosa sto creando? Può essere che si crea un'alterazione dell'assorbimento dei micronutrienti, può essere che sviluppo delle infezioni batteriche per ipocloridria o per disbiosi, quindi ci sono degli effetti a cascata dell'utilizzo di questi farmaci a lungo termine. E poi ancora, facciamoci altre domande, scaviamo, andiamo sempre più in fondo, facciamo il gioco dei perché, quello che fanno i bambini, no? Ma perché? Se io prendo per esempio questi antiacidi in maniera cronica, ci sono degli studi, finché ci sono degli studi, ci sono delle meta-analisi che ci parlano parliamo di veramente, le meta-analisi sono sostanzialmente è la parte come dire non mi viene adesso il termine, della scienza della statistica, ecco, di quelle che sono le revisioni sistematiche, cioè tonnellate di dati che provengono da tutto il pianeta, da più studiosi, da più ricercatori, che focalizzano l'attenzione sullo studio di un determinato problema. Ok, per esempio il reflusso gastroesofageo, o per esempio gli inibitori della pompa protonica. Quindi tanti studi che sono poi messi insieme, alla fine si tira una linea e si arriva a delle conclusioni. Per esempio ci sono alcuni inibitori della pompa protonica famosissimi, questo è uno studio americano dell'Università dell'Arizona, del centro del Cancer Center, che ha dimostrato un aumento del rischio dei tumori del 440%. E stiamo parlando di un centro oncologico, un utilizzo in maniera cronica. Allora, prima di arrivare a prendere l'indicatore di qualcosa che invece potrebbe favorire la nostra salute, perché l'acido cloridrico, se lo produciamo, ci sarà un perché. E allora dobbiamo capire perché questo acido cloridrico magari si trasferisce nell'esofago, se non addirittura nella faringe, con il timo che risale su. Com'è che succede questo? Ecco dove nasce la medicina integrata. Allora il dottor Princi si sente con il suo collega osteopata, insieme cercano di capire l'aspetto fisiopatologico, se c'è un problema di natura meccanica, se c'è un problema di natura metabolica, e si fa un'analisi un pochino più di precisione. Ma tutto questo il paziente in infarinatura generale la deve conoscere e quindi deve anche lui venire ai convegni, cercare di saperne di più, altrimenti rimane un rischio grosso, cioè che bisogna fidarsi, bisogna credere, si crede semplicemente come religiosi, ma no, la scienza non va creduta, la scienza va studiata, va messa in discussione sistematicamente. Anche noi dobbiamo continuare a farci delle domande, perché la scienza è, piena di argomenti che erano certi fino a un certo punto e poi erano il contrario un punto dopo. Per cui dobbiamo continuare ad andare in evoluzione, non possiamo fermarci, così come la medicina sembra essersi fermata ormai da troppo tempo, e noi abbiamo bisogno di dialogare, di ritrovarci, di cercare il benessere delle persone a tutto tondo, compreso il paziente, che deve essere non un attore che deve subire, ma deve essere un attore principale, un protagonista della difesa della sua salute. Guarda, per dirne una, un radioascoltatore, Gabriele da Limena, a riguardo del termine prioni che abbiamo usato prima, lui è andato in rete, ha dato una sbirciatina e dice che rinnova il divieto di uso di queste sostanze, quindi sulla rete già si trova che questa sostanza c'è il divieto, però sta di fatto che lo stesso venga utilizzato un prodotto, un vaccino che invece poi produce questi, quindi di conseguenza anche qui loro cercano di tenere coperto il più possibile. Ritornando al discorso, un attimo ritorno, il discorso la paura, la maggior parte delle persone ha paura, o si vergogna quando è davanti, oppure
oppure anche il modo di fare del medico magari è arrogante, perché ci sono anche quelli volutamente dicono io sono medico, tu non sei nulla e via di seguito, e lì scatta magari un po' la timidezza, un po' la paura e via di seguito. Però c'è una cosa importante da tenere in considerazione, che se trovi un medico che si comporta in questo modo, puoi sempre cambiare, non è che siamo costretti ad andare per forza da uno. Poi le aggiungo un'altra, il dividi ed impera. Anche la medicina ha voluto dividere tutte le varie specializzazioni, per dire che c'è il medico della mano destra, il medico della mano sinistra, il medico del cuore, il medico di qui, il medico di là, tralasciando diciamo che invece noi siamo un tutto e non abbiamo solo la parte materiale, ma abbiamo anche la parte emotiva, che è importantissima anche quella. Ecco che chi, diciamo, come hai detto giustamente tu, io come osteopata e il dottor Gabriele, diciamo, per quanto concerne per quanto concerne diciamo lo stomaco e vi di seguito, vi rapportate e seguite, ecco, un'unione, un aiuto, quello è perfetto. Invece a volte altri lavorano a compartimenti stagni e ognuno come il solito porta l'acqua al suo mulino, e questo di sicuro non giova a noi. E grazie a voi invece che state portando il dottor Prizzi durante una trasmissione. Lui molto spesso si mette in discussione, va in rete, ospita altri medici, altri colleghi, e ho avuto modo di apprezzare moltissimo una di queste trasmissioni dove era presente lui, dove era presente un altro medico che parlava di idroncoloterapia per la pulizia dell'intestino, quindi mi ha chiarito tanti dubbi che avevo anch'io, e quindi questo mi ha dato la possibilità di fare rete e di capire i miei pazienti quando arrivano, che mi trovo con una condizione di disbiosi intestinale importante, qual è il medico di riferimento, perché ho avuto modo di ascoltare e capire che tipo di approccio avevano a quel tipo di terapia. Così come ho avuto modo di ascoltare un'altra collega osteopata che parlava nello specifico di argomenti che erano collegati alla trasmissione. Per cui il lavoro del dottor Prizzi, che è una persona umile e molto preparata e aggiornata, ed è un medico, quel tipo di medico che a noi piace, cioè il medico che si mette in discussione, che si confronta, non è un medico arrogante. Quando si notano le persone che incominciano a creare le barriere, io sono io e tu, come non vorrei adesso fare leva su una famosa battuta di un film di Alberto Sordi, però il Marchese del Grillo, esatto, a quel muro, a quello scontro, sta a significare che il medico non ha più cose da dire, altrimenti è un piacere confrontarsi col proprio paziente e spiegare in che modo lo sto aiutando per recuperare la propria salute. Quando invece tu devi fare quello che ti dico io, punto, ecco, qual è il momento per alzare i tacchi, girarsi e neanche salutare e andare via. Non è quello il modo dell'approccio per difendere la salute di una persona che tu dovresti difendere come paziente. E il paziente deve imparare anche a difendersi da quelli che sono gli atteggiamenti arroganti e che hanno poco a che fare con la scienza da parte dell'interlocutore medico in questo caso, così come se fosse un avvocato, così come se fosse un ingegnere. Certo. Cioè, l'approccio deve essere costruttivo, il paziente o il cliente che sia deve essere un attore principale, non può essere quello che subisce. Sono pochi, però quei pochi stanno aprendo le porte, stanno aprendo la strada. Fortunatamente ci sono, e tra questi ci siete voi. Allora, 10 secondi, poi mi parte la pubblicità e di conseguenza dobbiamo aspettare gli spot, dopo gli spot pubblicitari. 2 secondi, rimanete in linea. Bene, dopo lo spot pubblicitario riprendiamo la diretta, siamo sempre con la chiacchierata, siamo sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5, continuiamo la chiacchierata col dottor Francesco Rapetti, osteopata, e col dottor Gabriele Prizzi, chirurgo d'urgenza, dell'apparato digerente. Con la C Luciano, sì. Gastro. Il divertente. Bene, comunque questa chiacchierata, come dicevo, conveniente su un convegno che si terrà il 19 giugno a Taranto,
che tratta di diritto, medicina e benessere, le nuove prospettive per la salute della persona. Abbiamo già avuto modo di avere un piccolo quadro di quello che potrà uscire da questi relatori. Questi relatori, che comprendono diversi professionisti, abbiamo citato qui il dottor Prinzi e il dottor Rapetti, altre persone che sono già state, che conoscono, che sono state già presenti qui in radio, e anche il dottor Fabio Lafalce, c'era anche la dottoressa Giulia Iardella e nonché il dottor Attilio Cavezzi, che è il chirurgo vascolare. E quindi di conseguenza da questo convegno sicuramente usciranno delle cose non indifferenti, che dovrebbero portare a una consapevolezza maggiore e una perdita di paura, dico io. O no? Ecco a voi allora, la linea. Vuoi dire tu qualcosa, Gabriele? No, io preferisco parlare dopo di te, vorrei che tu sottolineassi l'importanza di questo tipo di eventi per la popolazione. Sì. Dunque, come dicevamo prima, il convegno ha una finalità, quello di stimolare il senso critico delle persone con la presa di coscienza, con quelle che sono le novità, con quelli che sono i confronti e i dibattiti tra i diversi esperti del settore, per poter fare le scelte critiche consapevoli che possano essere utili per la difesa della propria qualità della salute. Cioè l'obiettivo nostro non è semplicemente quello di avere gli esami ematochimici a posto, l'obiettivo nostro è quello di avere livelli energetici alti, altissimi, cioè dobbiamo sentire il nostro corpo che funziona bene, per cui imparare quelli che sono i segnali che ci possono aiutare a prevenire. E poi dobbiamo sapere cosa fare nella nostra vita per evitare di avvelenarci. Si parte dalla sfera spirituale, psicologica, neurologica, endocrinologica, a quella proprio poi del fisico, dove si palesa il problema, il sintomo. Uno degli argomenti che saranno trattati saranno sicuramente la differenza tra il sintomo, che ha già brillantemente anticipato il dottor Prinzi prima, tra il sintomo e la causa. Noi dobbiamo venire fuori da questa sorta di, come posso dire, da questa trappola. Non dobbiamo stare lì a pensare che spento il sintomo abbiamo risolto la causa. Il sintomo è il nostro aiuto, è il sistema d'allarme, è quello che ci dice che sta entrando lo stressor, cioè il ladro dentro il nostro organismo. Per cui se io mi limito a risolvere il sintomo, sto creando una sorta di danno, cioè sto lasciando che la causa si sviluppi in silenzio, senza darsi più segnali. Ora, il sintomo va spento in una fase acuta sicuramente, perché si deve dare il tempo di non creare danni e però di poter lavorare su andare a ricercare la causa che ha prodotto il sintomo. Quindi io devo andare a bloccare il ladro, altrimenti il sistema d'allarme deve continuare a rimanere acceso. Nel frattempo che blocco il ladro, una volta che ho capito chi è il ladro, allora spengo il sintomo, ma continuo a lavorare sulla chiusura, sulla risoluzione del problema. Per cui dobbiamo sicuramente prenderci la pillola per il mal di testa quando ho il mal di testa che è invalidante, però devo capire perché mi sta venendo il mal di testa. Non devo prendere sistematicamente la pillola per il mal di testa. L'inibitore della pompa protonica lo devo prendere quando ho quel bruciore immediato, chiaramente, ma poi devo andare a risolvere la questione e capire perché non mi deve più ritornare quel bruciore, o fare in modo che questa cosa sia dilatata nel tempo più possibile fino alla risoluzione. E questo riguarda la lombalgia, riguarda qualsiasi tipo di problema. Lo vedremo anche con il dottor Antonio Fusco e con il chimico il dottor Michele Spina sulla questione delle cardiopatie. Cioè il dottor Cavezzi ci parlerà dell'anti-aging, di tutti quelli che sono gli stressor che ci coinvolgono,
per cui dobbiamo capire che cos'è l'effetto, che è un nemico, e che cos'è il sintomo, che è un nemico, e che cos'è la causa, che è il nemico. È quella che dobbiamo andare a combattere. Per cui noi dobbiamo sapere di più. Per capire se ci stiamo ammalando o non ci stiamo ammalando, c'è un segnale che dobbiamo tenere in considerazione, che non sempre è strettamente legato all'età, che è il livello energetico. Quando ci sentiamo con i livelli energetici bassi, qualcosa non sta funzionando, dobbiamo cominciare a guardare con attenzione. Quindi la prevenzione per ritornare ai livelli energetici altissimi. Vuol dire che le cellule stanno comunicando bene con il loro ambiente esterno e stanno facendo bene la produzione. Avete mai visto una persona che ha una malattia con livelli energetici alti? Mai. Però quando noi continuiamo ad avere i livelli energetici bassi è possibile che sia innescato quel famoso meccanismo di infiammazione cronica silente, ormai o di basso grado, state incominciando a sentirla, insomma, questa espressione, che è alla base di tutte le patologie. Quindi parleremo di questi argomenti e parleremo con tantissimi relatori che in qualche maniera sono uniti verso questo tipo di filosofia, un paradigma della medicina della salute. Ecco, Gabriele, io potrei parlare per 3 ore di questa cosa, però sarebbe opportuno che tu, come dire, ci arricchissi con la tua lettura. Ti conosco e so che siamo tutti e due temibili chiacchieroni, chiedo a Luciano intanto se posso fare un commento su quello che ha detto Francesco circa un quarto d'ora fa sulla paura che hanno le persone. Perché negli ultimi anni purtroppo la pandemia non ha fatto altro che piantare semi per approfondire quella che è la paura di morire delle persone. Quindi questa paura, ovviamente chi ci ascolta sappiamo di che stiamo parlando, e questa paura non è che è andata via, però è diventata endemica, cioè tutti hanno paura di morire, e probabilmente delle due patologie, quella di cui sono sicuro che sarà argomento sia della relazione del collega Fusco ma anche di Attilio Cavezzi, è che effettivamente se noi vogliamo capire come evitare di avere malattie cardiovascolari tipo mortale, non è il valore del colesterolo il problema, perché ogni paziente che entra nella mia stanza, nel mio ambulatorio, tutti dicono il colesterolo alto, io gli vorrei dire sì, puttichini, fregatene, perché il colesterolo è un valore, ma noi sappiamo dagli studi del Settecento che le placche aterosclerotiche non nascono perché esiste un colesterolo buono o un colesterolo cattivo. Noi sappiamo dal Settecento che le placche aterosclerotiche sono una malattia infiammatoria. Spero che chi ci sta ascoltando apra le orecchie e si collega al riferimento che faceva Francesco della infiammazione di basso grado. Quello che è certo, perché è letteratura cogente ed è stato un altro pezzo di rivoluzione recente, è che noi abbiamo tutti la capacità di autoripararci, se no i chirurghi non potrebbero vivere su questo pianeta, però questa capacità di autoripararci è la capacità di avere un equilibrio tra quelli che sono i fattori che ci aggrediscono e quelli che sono i fattori interni di protezione. È paradossale da dire, ma il colesterolo è un fattore protettivo da un punto di vista immunitario. Quando noi guardiamo all'aumento del colesterolo e non ci chiediamo perché sta aumentando, potremmo anche ricordare le recenti scoperte, neanche recentissime, ma dagli anni *80, tanti studiosi hanno riconosciuto che dentro le placche aterosclerotiche non c'è solo il colesterolo, ci sono dei batteri. E il 90% di questi batteri o sono di provenienza dal dente, quindi dall'apparato dentale, tramite per esempio il parodonto, possono entrare dentro, piuttosto che dall'intestino. Quando questi batteri o pezzi di batteri entrano dentro di noi, il colesterolo, sia quello buono che quello cattivo, intervengono sui batteri. In particolare l'LDL prende questi batteri, ovvero i pezzi più pericolosi di questi batteri, che si chiama lipopolisaccaride,
e lo blocca per evitare che vada in giro. Dopodiché, siccome l'LDL parte dal fegato verso la periferia, nel suo viaggio verso la periferia trova un HDL e dice: guarda, beccati questo pezzo di batterio e portalo al fegato e buttalo nell'intestino tramite la bile. Quindi andare a valutare la complessità meravigliosa di una persona, non un paziente, attenzione, io uso il termine persona volutamente, che è un pianeta camminante, semplicemente dà un valore, è un'idiozia, ma è ancora più un'idiozia, chiunque la dica, dal Presidente della Repubblica all'ultimo dei medici, quando qualcuno afferma che esistono farmaci privi di effetti collaterali. Quello proprio ti stanno mentendo. Non esistono farmaci con zero effetti collaterali, non esistono farmaci col 100% di efficacia, perché questi sono due numeri che sono incompatibili con la statistica, la matematica e la medicina. Ma lo potremmo dire del farmaco, lo potremmo dire di una pianta, lo potremmo dire di una vitamina. Quando queste sostanze, questi prodotti vengono usati male o vengono usati in eccesso, è chiaro che possono avere degli effetti farmacologici non voluti, che poi sono gli effetti collaterali. All'inibitore di pompa protonica non è casuale, io ho distrutto, l'inibitore di pompa protonica l'ho distrutto fra le pagine del libro, a partire dal fatto che quando i maghi del marketing ti trasformano un farmaco e te lo chiamano gastroprotettore, nella mente della persona, a livello proprio nazionale, ti dà l'impressione di un farmaco coccoloso, è tutt'altro che pericoloso. Ma questi farmaci, bellissimi, sono meravigliosi i gastroprotettori, se presi in breve tempo ti riescono a riparare le ulcere nell'arco di settimane. Il problema è, come diceva Francesco, ma tu te lo sei mai chiesto perché il nostro corpo spende tanta energia a produrre l'acido gastrico? L'acido gastrico per esempio è uno sterilizzante del cibo. Se io prendo una cosa da terra, per esempio una caramella, o prendo il cibo con le mani, o prendo del cibo che è contaminato, il primo meccanismo di difesa è l'acido dello stomaco, perché è così acido che può ammazzare alcuni batteri nell'arco di 15 minuti o nell'arco di 30 minuti. Quando però noi per motivi di necessità spegniamo quel segnale di produzione di acido, al di là del fatto che non assorbiamo più nulla, cioè i sali minerali non li assorbiamo più, però noi stiamo permettendo al primo batterio che capita, al primo parassita che capita, di entrare dentro di noi e farci casa. Se si fa casa dentro di noi, la possiamo chiamare la tossinfezione alimentare, la possiamo chiamare una gastrite, un'enterite, un'infezione. Molti dei nostri ascoltatori, ma anche molti delle persone che incontro, la chiamano l'influenza intestinale. Ma chi ti dice che quell'influenza intestinale non sia il fatto che tu hai mangiato un cibo guasto mentre stai prendendo dei farmaci che non ti difendono più? E così nel momento in cui ti confronti con chi si dovrebbe prendere cura di te a livello professionale, a livello di salute, e gli chiedi: caro dottore, ma questo farmaco ha effetti collaterali? Signora, assolutamente no, anzi lo deve prendere a vita. Queste due cose, se ancora esistesse un sistema sanitario, un ordine dei medici che sanziona le boiate, se ancora esistesse un codice deontologico, ecco, questa persona andrebbe censurata. Primo, perché gli effetti collaterali ci sono nel bugiardino, sono presenti su internet, li puoi andare a leggere tranquillamente, puoi fare la domanda all'intelligenza artificiale e ti tira fuori gli effetti collaterali e la letteratura che li dimostra. Ma un farmaco del genere, l'inibitore di pompa protonica, preso a vita, non è che è una passeggiata di salute, ed è collegato a tutta una serie di patologie, una delle quali, lasciando perdere la possibilità delle neoplasie gastriche, ma è sicuramente collegata a un cambiamento dei batteri dell'intestino, perché non c'è più protezione, perché l'acido non li seleziona più, perché l'inibitore di pompa protonica cambia l'ambiente intestinale, e sono loro la causa dell'infiammazione sistemica di basso grado, sono loro la prima causa, perché sono una quantità di batteri enorme su una superficie grande quanto 2 campi da tennis. E
mentre loro sono lì e fanno il bello e il cattivo tempo, il nostro sistema immunitario, dall'altra parte, la superficie grande, 2 campi da tennis, combatte una battaglia non vista. Questa battaglia costa energia e quindi arriva quel segno di cui parla Francesco, di energia, però poi quando questo tipo di problema si manifesta al punto tale che hai bisogno di un professionista della salute, arrivano gli antinfiammatori a base di metalazzina piuttosto che l'antibiotico più inutile del mondo, che è un antibiotico che dura da Natale a Santo Stefano, e poi se i sintomi sono troppi arriva lo psicofarmaco, perché il problema, piuttosto che andare a vedere gli squilibri interni che sono causati dai farmaci, preferisci pensare che quella persona abbia un problema di ansia, ed è diventato oramai la risposta a rifugio. Quando un professionista non sa che hai, invece del buongiorno ti dice sei ansiosa, e questo è lo psicofarmaco da assumere. O sei stressato, ti dicono. Sì, certo, ma è ovvio, siamo tutti stressati, però io ho un problema intestinale, non mi puoi dare lo psicofarmaco, non mi serve. Io la chiamo disonestà intellettuale di quel professionista, perché lo sanno benissimo. Quello che io direi in privato, in privato direi pure peggio, però in pubblico mi limito. Perché effettivamente non possono non sapere certe cose. No, non è che non possono, la domanda vera è: sono ferventi credenti o sono atei convinti? Questa è la domanda. O sono soldati obbedienti a quelle regole che chiamiamo linee guida, linee guida vecchie e inutili. Si vede che il bravo informatore farmaceutico ha è come c'ha una bella valigetta e che dentro ci sono tante cose utili magari per quella persona, anche quella a volte può influire. Sì. Sai che c'è un obbligo del Ministero della Sanità e dell'Ordine dei Medici che tutti i professionisti sanitari sono obbligati all'aggiornamento continuo in medicina, si chiama ICM. Spesso e volentieri sono le stesse aziende che mettono a disposizione i corsi per aggiornare i professionisti, e a volte sono dei corsi bellissimi fatti alle Seychelles con il viaggio pagato anche miglia. Sì, non ho motivo da dubitare, quindi anzi tutt'altro. D'altronde, se non prendiamo in mano noi un pochino le redini e prendiamo consapevolezza, ecco, un po' alla volta comunque. La strada è in salita, è tutta in salita, quello lo si sa, però un po' alla volta arriveremo in cima anche noi. Siamo tosti, siamo duri, specialmente i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Gamma 5 sono toste. Anche perché avete un bel parterre di speaker. Io ho conosciuto Marcello Pamio e so il lavoro che fai, lo apprezzo. Lui è un battagliero di prima, in effetti. Io diciamo sono volontario qui come conduttore, non ho le capacità di Marcello e anche di altri conduttori che come si dice, tanto di cappello chapeau, come dice sovente anche Marcello, quindi però Marcello è molto informato e scrive anche tantissimi libri, ha scritto diversi libri, saggi e quant'altro, che sono, diciamo, aperture non indifferenti. Se uno ci ragiona un attimino si rende conto come ci stanno prendendo per i fondelli e come siamo diventati polli di batteria. Se ne vogliamo fare la differenza, dobbiamo... Diciamo, dove ci accorgiamo anche che ci prendono un pochino, cioè, c'è qualcosa che non va, ecco, da quanto il Ministero mette a disposizione per il sistema sanitario nazionale per la malattia.
oltre 135 miliardi di euro. Poi, per quanto riguarda invece la prevenzione, una tra tutti che è determinante, per esempio, è l'attività motoria. Praticamente abbiamo a disposizione 1,5 milioni a sostegno dell'attività motoria. Cioè pensa, per non ammalarci abbiamo alcuni strumenti, uno tra quelli è fare attività motoria, 1,5 milioni. Per andare a rincorrere una malattia, una salute che abbiamo perso, 1 miliardo, 184 miliardi. Cioè, qui c'è qualcosa che non va in questo ragionamento. No, appunto. Eppure, voglio dire, noi dobbiamo lavorare sulla prevenzione, continuiamo a lavorare sulla malattia. E va bene che lavoriamo sulla malattia perché chi è ammalato ha bisogno di essere curato, ma dall'altra parte questa asticella la dobbiamo portare. Io vorrei capire, ogni volta che si va dal medico, che poverello è soprattutto il medico di medicina generale che fa 1.500, 1.600, 1.700 assistiti con morbidità, con più patologie messe insieme, con più problematiche, fa fatica ad ascoltare già e ad avere un'anamnesi e dare un consiglio, una terapia, ma sono tutte le risposte un anti qualcosa, un antipressore, un inibitore della pompa protonica, un antidepressivo, un anti. Sì, statine, vogliamo lavorare anche sulla prevenzione. Cioè, perché, voglio dire, non è semplicemente il discorso del sintomo, ne abbiamo già parlato, ecco perché il sintomo deve essere, l'effetto deve essere scollegato o collegato bene alla causa. Per cui bene, lavoro su quell'anti, però ti devo prescrivere lo yoga, ti devo prescrivere il training autogeno che ha un costo quasi zero, ti devo prescrivere un certo tipo di alimentazione un pochino più basica, meno acida, devo spiegare che cosa fanno le farine, non posso dire a un malato di tumore mangia quello che vuoi tanto, no, non funziona così, non puoi, è vero. È proprio lì che si combatte la questione, per cui il fatto che io scelga cosa mangiare non necessariamente ha un costo per me. L'attività motoria non necessariamente ha un costo, perché andare a camminare dopo pranzo e farsi una passeggiata di 30-40 minuti a un passo sostenuto si può fare per abbassare la glicemia, si può fare per cercare di avere una migliore ossigenazione, di portare una condizione anche mentale, per cui si può fare lo stretching, non c'è bisogno di doversi caricare di debiti per fare questo stile di vita. Il riposo è determinante, la gente deve sapere che deve riposare in un certo modo, il modo corretto è quello di non avere luce, di non avere suoni, di non avere fonti elettriche o elettromagnetiche vicino, cioè queste cose non hanno un costo. Per cui quando io parlo della consapevolezza, queste trasmissioni, caro Luciano e cara Rosanna Trevisan, che anche lei dietro le quinte ma fa un lavoro immane per divulgare continuamente con amore e organizzare queste trasmissioni, hanno un valore estremo. Il dottor Gabriele Princi, che ha un'esperienza incredibile, che si mette a disposizione gratuitamente per spiegarci cosa ci fa bene e cosa non ci fa bene, cioè dopodiché dobbiamo applicare. E quindi che cosa possiamo fare? Ci dobbiamo rilassare, dobbiamo mangiare in un certo modo che è diverso da quello che ci viene proposto in televisione, dobbiamo fare attività motoria come stile di vita. Pensate, ci sono degli studi bestiali, guardate, anche, cioè, voglio dire, veramente enormi, parliamo sempre di studi con numeri importanti, ce n'è uno fatto a Copenaghen, su oltre 1100 jogger, cioè coloro che fanno attività di jogging in maniera sistematica, è venuto fuori un bellissimo studio che si dice che fare jogging leggero e moderato è associato al più basso tasso di mortalità rispetto a chi fa vita sedentaria. Quanto costa fare jogging? La volontà. Quindi dobbiamo prendere le scarpettine, la volontà, alzare il sedere dalla poltrona, invece di dopo
mangiato, magari ci andiamo a fare una camminata, se non jogging, il jogging lo facciamo ovviamente a stomaco vuoto, mentre a differenza, per dire, anche l'attività motoria, c'è l'attività motoria che fa bene e quella che fa un po' meno bene. Jogging intenso è correlato a un tasso di mortalità statisticamente simile a quello della vita sedentaria, per dire. Quindi quando vedete le persone che corrono in maniera intensa, in quella maniera lì, diciamo la bilancia, ecco, costi-benefici, non è sempre a favore. Quindi non è che più sudo, più va meglio, no, non è proprio così. Bisogna sapere anche come farle. Quindi ci vuole una moderazione, un'attività media per 4 volte alla settimana, sempre, per tutta la vita, come terapia. E ci dobbiamo ricordare che il riposo è una delle fasi dell'allenamento, e anche quello è necessario per cercare di mantenere i famosi livelli energetici al top, sempre alti. Queste cose non hanno un costo, capite, diciamo, per cui c'è qualcuno che dedica la domenica a spiegarlo, a raccontarlo, dopodiché chi ha acquisito queste informazioni in primis le deve mettere in discussione, cioè deve provare a saperne di più e dire forse Francesco Rapetti o forse Gabriele Prisci hanno detto una fesseria, andiamo a vedere se è vero, e quindi già incomincia a fare consapevolezza. Dopodiché sviluppi il senso critico, dopodiché esperti cambia il stile di vita, e magari oggi che è domenica, dopo che abbiamo mangiato e ci siamo avvelenati di farine, magari decidiamo che lunedì il nostro frigo cambia, e invece di esserci tutte queste farine ci possono essere un po' più di vegetali, un po' più di carne o di proteine quantomeno, e un pochino meno di farina, perché quelle sono quelle più dannose in assoluto, e lo sappiamo. Dopodiché decidiamo domenica, invece di stare seduti sulla poltrona, sul divano a chiacchierare, ma facciamoci una bella passeggiata, e magari aumentiamo un pochino il ritmo di questa passeggiata, che è anche piacevole, al sole. Facciamo attivare la vitamina D, rendiamoci in maniera tale che questo ormone si diventi, perché la vitamina D è un ormone, e non è solo la vitamina in sé, ha veramente un sacco di funzioni nel nostro organismo, ma ha bisogno anche del sole. Quindi usciamo, socializziamo, diamo il tempo al nostro cervello di abbassare i livelli di stress, che sono quelli che producono in assoluto i danni maggiori, quelli psicologici. Cerchiamo di vivere nel presente, dimentichiamoci le cose brutte del passato, tanto il passato non ritorna, a meno che non siamo noi a decidere di farlo ritornare sistematicamente ad ogni occasione, ogni volta che c'è un pretesto lo rimettiamo nel nostro vissuto quotidiano, e in quel caso decidiamo di avvelenarci. Invece no, dobbiamo perdonarci, dobbiamo capire che non sempre è colpa nostra, e se abbiamo sbagliato ci dobbiamo mettere una testa e cerchiamo di migliorarci, perché la vita è questa, è una gara con se stessi per cercare di essere sempre più evoluti. Guarda, facciamo parte. Io vorrei aggiungere una cosa: spegnete la TV quando mangiate, non guardate il telegiornale, in primis. Quindi, che quello vuol dire proprio mettere la ciliegina sulla torta, ecco, guardare il telegiornale con tutti i fatti di cronaca quando stai mangiando, penso che sia una delle cose più deleterie. Diciamo, hai mai notato che il telegiornale sono solo notizie negative? Sì, non c'è nulla di bello, nulla. È una percentuale tra le notizie positive e quelle negative, è proprio un elenco infinito di elementi drammatici che ti devono creare ansia, paura, stress e tensione. Domanda: a che pro? È sempre lì il giro, lo sappiamo bene. Qual è la finalità? Perché poi c'è un'altra cosa. Per digerire peggio. Sì. Per digerire peggio, questa è la prima finalità. Ecco. Non a caso, volutamente, perché poi antiacidi che negli spot pubblicitari, come si parlava prima, poi anche quando il medico, onestamente il medico di base, lui, fra virgolette, non può uscire dal seminato, altrimenti arriva la mannaia, se non si comporta come secondo i canoni prescritti. Quindi qualche medico riesce qualcosina a porre qualcosa di buono. Io faccio un attimino un passino un po' indietro, un attimo sugli esami che i medici di base fanno fare a tutti i loro pazienti.
Non parlano mai però di vedere in campo scuro i globuli rossi, che sarebbe già, diciamo, un esame che permetterebbe di capire che c'è qualcosa che non va dentro di noi, non servono tante altre cose. Possiamo magari chiarire un attimino anche questo, che mi è stato richiesto? Allora, Luciano, domenica saremo ad Ascoli Piceno insieme al dottor Tagliente, che è esperto in microscopia, e il dottor Tagliente spiegherà in che modo è possibile vedere dal microscopio, da una goccia di sangue, la condizione, tra le altre cose, anche dei globuli rossi. Ed è un corso teorico-pratico aperto a tutti, ed è un modo per potersi anche fare, non dico assolutamente no, diagnosi e terapia, ma accertarsi se c'è qualcosa che va o che non va. Dopodiché, se dovessimo riconoscere, perché l'obiettivo è quello, riconoscere se ci sono delle anomalie. Se riconosciamo e impariamo a leggere questa goccia di sangue su quello che ci interessa, se ci sono delle anomalie, sentiamo il nostro medico di fiducia e chiediamo di approfondire quel controllo. Dopodiché sarà poi il medico a dirci sì, c'è questa condizione oppure no. Siccome la goccia di sangue è determinante perché ci fa vedere delle cose prima che si presenti il sintomo, prima che ci ammaliamo, diventa determinante. È un po' come quando ti misuri la pressione, per cui se vedi che ci sono dei problemi, è vero che la pressione poi ti dà anche dei sintomi, mettere la goccia di sangue no, questo è il vantaggio, però una volta che ti rendi conto che la pressione è in un determinato modo, chiami il tuo medico e vai a confrontarti per capire se c'è qualcosa da fare o meno. Con la goccia di sangue tu hai la possibilità di anticipare ancora prima questo passaggio e dialogare in maniera un pochino più proficua con il tuo medico per quanto riguarda la prevenzione. Per cui con il dottor Tagliente, per esempio, c'è questo corso. Questo corso è stato organizzato ad aprile con i crediti formativi per i medici, quelli a cui faceva riferimento il dottor Prinzi, parlava proprio ai sanitari, nello specifico dei medici, per imparare a leggere meglio questo aspetto. Per cui si tratta proprio di continuare ad investire sulla cultura, sia per quanto riguarda i sanitari, ma guarda un po' anche alla signora Maria del terzo piano, che magari fa un altro mestiere e non è proprio dentro sul piano culturale con gli argomenti medico-scientifici. Però si possono fare perché sono delle cose semplici che possono essere assolutamente alla portata di tutti, dobbiamo solamente decidere di prenderci cura di noi. Tutto qui. Per cui quando andate dal medico e vi siedete lì, il medico, a parte il prescrivervi il farmaco anti qualcosa, vi dà poi un'indicazione della serie fai attività motoria? Quanti di voi hanno ricevuto insieme alla prescrizione del farmaco una serie di indicazioni per fare la prevenzione a costo zero senza prendere farmaci? Quanti di voi? Eppure siamo un popolo ormai di malati cronici, no? Cioè un anziano su 4 oltre gli 80 anni prende almeno 10 farmaci, ragazzi, 10 farmaci al giorno. Povero fegato. È una cosa, capito? Allora non possiamo arrivare lì, se no i nostri nipoti come ce li vediamo? I nostri figli che facciamo? Non ci facciamo più una corsetta insieme a loro, non ci facciamo più una sciata, non ci facciamo più una passeggiata. Non è così la vita, non deve essere così la vita. Il fatto di avere 70 anni e non riuscire a sollevare il braccio perché non riesco neanche a mettere il piatto nello scolavato non dipende dall'età, dipende dal nostro stile di vita. Siamo noi che decidiamo come il nostro organismo deve andare avanti. Ci hanno raccontato un sacco di panzane, direbbe il dottor Gabriele. Panzane. Poi c'è un'altra cosa, un termine. Scusami, No, velocemente lo dico, qui in Veneto si dice bocca serà, non ciapa mosche, nel senso che bisogna parlare e non aver paura a parlare. E ritorniamo alle panzane. Il
il parlare deve essere sempre messo in discussione, per cui se io ti dico, ecco perché è bello il confronto, cioè se tu mi correggi e mi dici guarda Francesco che questa cosa che stai dicendo non è vera per questo e questo, non facciamo altro che arricchire il piatto, perché nessuno di noi è onnisciente, siamo tutti in viaggio per cercare di capirne di più e soprattutto di fare spazio tra le varie panesane che ci vengono raccontate per questioni direttamente economiche o ancora peggio per altri motivi di controllo. E allora, siccome noi dobbiamo difendere il nostro organismo, dobbiamo saperne di più, cioè siamo noi i primi difensori, non sono gli altri. Dobbiamo chiedere, c'è proprio la nostra responsabilità, per cui dobbiamo studiare, dobbiamo saperne di più. Non ho capito se mi avete chiamato in causa. Sì, con le panzane. L'idea che lo Stato si occupi della prevenzione... Sì. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, io sì. Diciamo che l'idea che lo Stato si occupi di prevenzione è la prima panzana. Perché se voi ci fate caso, l'unica cosa che dice lo Stato per prevenire le malattie è che devi tenere il colesterolo basso. Ma nessuno dice come devi mangiare, se devi fare attività fisica, se devi stare lontano dai campi elettromagnetici, se devi stare lontano dalle persone tossiche. Se c'è stato un periodo in cui il Ministero della Sanità aveva anche una funzione educativa, quei tempi sono passati da mo', e la cosa più estrema che ricollega al riferimento che facevo al colesterolo è che, faccio un esempio per spiegare la panzana. Noi in questo momento viviamo, pur avendo prescritto quintalate di statine urbi e torbi, e pur avendo abbassato ogni anno, ogni 2 anni, i valori massimi di colesterolo, anche quelli della pressione abbiamo abbassato. Il problema però è che le malattie cardiovascolari continuano ad essere il numero uno, numero uno dei morti in Italia e nel mondo è legata a quello, e noi sappiamo che la causa delle malattie cardiovascolari è legata alla sindrome metabolica, quindi insulinoresistenza, diabete e l'obesità. In Italia abbiamo uno dei tassi di obesità infantile più alti di tutta Europa. Allora i geni che vogliono il nostro bene e che credono nella prevenzione, che cosa hanno detto? Siccome i bambini sono obesi e siccome il problema è il colesterolo, ci faranno, queste sono le nuove linee guida, un prelievo a tutti i bambini tra i 9 e gli 11 anni, indipendentemente dalla presenza dei fattori di rischio. E se ci dovesse essere un colesterolo più alto di 170, viene prescritta la statina. Lasciando perdere che in un bambino che ancora non è adolescente, la statina interviene sul colesterolo, che è la molecola che fa produrre tutti gli ormoni del nostro corpo, quelli sessuali intendo, sia maschili che femminili. Pur nella convinzione cieca che questi farmaci non hanno effetti collaterali, a parte il diabete e alcuni tipi di tumore, uno dice va bene, diamo questi farmaci a questi bambini, peccato che gli blocchi l'attivazione dell'asse ormonale, cioè potenzialmente blocchi la capacità di questi bambini tra i 9 e gli 11 anni di diventare adolescenti e quindi ragazzine con il menarca e ragazzi a cui si attiva l'asse del testosterone. Ma detto questo, che già è una boiata assurda, cioè solo per questo dovremmo tutti scendere in piazza e andare a protestare davanti al Ministero della Sanità, tutti. La boiata vera è: ma che tipo di linee guida stai proponendo per evitare o ridurre l'obesità infantile? Dove stanno le linee guida, le indicazioni, i propositi del Ministero, no? La parte educativa del Ministero rispetto a quello che mangiamo, alla mancanza di... Francesco parlava di yoga, parlava di stretching, ma il dottor Attilio Cavezzi, quando fa le sue conferenze, mostra con lavori scientifici certificati come il grounding piuttosto che la sauna 3 volte a settimana, piuttosto che l'attività fisica, si possono ridurre i livelli di emoglobina glicata e di zucchero nel sangue di 1/3. Stiamo parlando non stiamo parlando di farmaci, ma stiamo parlando di qualche cosa che ha l'effetto di un farmaco, ma non è farmaco.
lasciando perdere la dieta, su cui dovremmo intervenire, diciamo, quella sarebbe prevenzione, dovremmo intervenire pesantemente sulle mense delle scuole che cucinano merda per i nostri figli e che quindi li predispongono poi alle malattie degli adolescenti e degli adulti. L'unica cosa che dice lo Stato e dice la scienza con l'H finale è che dobbiamo tenere basso il colesterolo dei bambini. Questo è il paradosso. Stiamo parlando di linee guida di poche settimane fa, questa dei bambini. Ma voi che ne pensate di quello che vi ho detto? Che è una cosa che le persone che stanno ascoltando in questo momento dovrebbero, come hai detto tu giustamente, scendere in piazza. Perché? Perché qui è in gioco la vita e il futuro della razza umana, in questo caso, dei bambini soprattutto, e anche dell'etnia italiana, e non solo italiana, ma anche di quelli che ormai sono diventati italiani, ecco, un po' tutti. Ma c'è qualcosa, c'è una voglia di voler ridurre la popolazione mondiale, e o in un modo o nell'altro cercano tutti i sistemi per farlo. Questo è quello che penso. Una parte della popolazione mondiale la stanno riducendo perché gli indici di natalità di tutta Europa sono a livello da estinzione. Io credo, non mi occupo di questo, ma stiamo parlando di un paio di generazioni, perché abbiamo in Italia un tasso di natalità di 1,3 per coppia. E giusto per citare dati dell'Istat, l'anno scorso ci sono stati, credo, 650.000 morti e 305-310.000 nuovi nati. Poi è chiaro, nuovi nati, poi dobbiamo distinguere la popolazione, perché magari gli italiani non fanno più figli, ma quelli che hanno scelto l'Europa o l'Italia spostandosi dai loro paesi magari hanno 6-8 figli. Sì. Questo ovviamente sposta poi l'ago della bilancia su quelli che stanno non che rischiano, che stanno scomparendo. Questo è un dato statistico reale. L'etnia italiana invece si vede che è scomoda, mi viene da aggiungere. Forse perché siamo dei testoni che non ci pieghiamo, no? C'è un'evidenza del fatto che, escludendo che ci trattano da pecoroni e da polli in batteria oramai da anni, per cui ci hanno abituato, però siamo sempre stati un popolo di combattenti, un popolo fiero. Ora siamo più polli in batteria che fieri. Lo so che magari non c'entra niente con il discorso medico, che ci sia in atto un piano progettato parecchio tempo fa di sostituzione etnica. Spero che non sia solo evidente al sottoscritto, e parlo da siciliano per evitare che qualcuno pensi che io sia, che ne so, antisemita o xenofobo. Sì, perché coi tempi che corrono bisogna fare attenzione anche a questo, è vero. No, la Sicilia è il bacino del Mediterraneo, e l'ombelico del Mediterraneo sono la culla della civiltà, e per me qualunque persona che mi sta accanto ha bisogno, io ci sono. Non ci sono fraintendimenti di pelle, di religione o quant'altro, ma che ci sia una regia superiore che sta da anni facendo questo tipo di gioco, per me è evidente. Quindi è lì, quella è la causa, non la sostituzione etnica è l'effetto. E chi gestisce questo tipo di discorso, io faccio riferimento, sono un amante della storia, e quindi andandosi a leggere la storia degli eugenetisti, passando attraverso tutta una serie di cose strane che coinvolgono, qua devo stare zitto perché poi sono in macchina, non vorrei che qualcuno con un aereo mi prendesse di mira. Della Trinacria, è bella, cosa, grande grande. E quindi c'è sicuramente un progetto, ma anche qualcosa dei farmaci che stiamo assumendo inconsapevolmente potrebbe esserci dentro, perché c'è dietro, è parte di un progetto bello grosso. Andreotti diceva pensare male a volte si fa peccato, però a volte ci si indovina, quindi sotto teniamo aperte le antenne e diamo
e cerchiamo di mettere i puntini sulle i e vedremo che arriviamo, anche se ci dicono complottisti, che invece il complottista è quello che fa il complotto, non chi cerca di portare a conoscenza che c'è in atto qualcosa che non va. Guarda, mi piace di più il termine complottofilo. Complottofilo. Anzi, però se guardi all'Organizzazione Mondiale della Sanità, il fatto che noi io sono sempre stato convinto che fosse un'agenzia pubblica, scoprire che è un'agenzia privata e che la metà del finanziamento non viene dagli stati ma viene da aziende che promuovono i vaccini, qualche dubbio lo può mettere, no? Certo. O me ne sono accorto solo io che è un'azienda privata finanziata da aziende che vendono vaccini. Io vorrei approfittarne in questo momento, perché ci stiamo avvicinando alla chiusura dello spazio radiofonico che ho, di portare a conoscenza che il dottor Gabriele Pinzi lo potete ascoltare anche sul canale YouTube, dove ci sono tantissimi interventi, interviste e argomenti da portare a riflessione. Ecco. Mi sa che si è sganciato anche il dottor Francesco Rapetti, che è caduta la sua linea. Io adesso, quando siamo così in conferenza, non riesco a riagganciarlo io da qui, quindi se per caso, non so, sei all'ascolto e riesci a chiamare, proviamo a riagganciarti. Questi sono i problemi a volte dei telefoni. Considera che intanto che ci prova a riagganciare con Francesco, tra maggio e giugno io giro l'Italia, visiterò più città e organizzo degli eventi gratuiti sia per parlare del libro ma anche per parlare della neuroinfiammazione e di questo universo che abbiamo nell'intestino. Nei canali che gestisco c'è un canale Facebook e un canale Telegram. L'ultimo, il canale Telegram, ci sono particolarmente affezionato e io metto lì le date, gli indirizzi per chiunque abbia voglia, magari nel territorio di riferimento, di venirmi a trovare. E il posto più vicino al Veneto, anche se non è proprio Veneto, che ho in calendario in questo momento è vicino Palmanova, dove faremo un evento molto grosso, sponsorizzato anche dalla provincia e dal comune, il 21 di giugno. 21 giugno, quindi a Udine, Palmanova Udine. Su Verona e su Padova stiamo valutando se riusciremo a fare conferenze simili o a luglio o a settembre. Sì, è una Però cosa. sono tutti eventi gratuiti. Sì, una gentilezza, il canale Telegram lo puoi rilanciare? Sì, il canale Telegram si cerca dicendo DOT con la doppia T, DOT Gabriele Prinzi, tutto attaccato. È lo stesso DOT Gabriele Prinzi che poi è su Facebook e su YouTube. È su YouTube, perfetto. Beh, su YouTube è dr. Però ma comunque credo che su Telegram inserendo DOT Gabriele Prinzi dovrebbe comparire. Però, sì, ma entrando nel canale del vostro, insomma, ognuno di noi ha un cellulare, un browser di riferimento, se metti dottor Gabriele Prinzi, YouTube o Telegram ti dovrebbe venire fuori. Guarda, abbiamo ancora un minutino, dopodiché dobbiamo chiudere. Io in primis ti ringrazio di cuore per il tuo intervento, per ciò che state portate avanti, perché assieme anche al dottor Rapetti, Francesco Rapetti appunto, e anche al dottor Attilio Cavezzi, che anche lui avevo avuto modo di fare una chiacchierata, nonché anche col dottor Lafalce, argomenti che solitamente non vengono, diciamo, richiamati dal mainstream, come si suol dire, richiamiamo dalle TV nazionali e quant'altro, ormai lo sappiamo, quindi non c'è nessun problema. Quello che conta è che grazie anche a questa emittente, che è possibile ascoltarla sia in streaming che anche sui 94 MHz, diciamo, arriva qualcosa da mettere su un altro piatto della bilancia, perché altrimenti se fosse solamente un canale solo sappiamo tutti che quello ci può portare da un'altra parte, quindi ecco anche questo. Poi vorrei ricordare che
questa chiacchierata è poi disponibile anche sul canale La Forza dell'Amore, sia il canale Telegram La Forza dell'Amore di Rosanna, che il canale YouTube La Forza dell'Amore, sempre gestito da Rosanna Trevisani, che salutiamo e ringrazio calorosamente. Bene, Gabriele, dottor Prinzi, l'ultimo minutino a te per i saluti e grazie ancora in anticipo. Io intanto sono grato a te, Luciano, che ci hai ospitato, grato agli audio ascoltatori che sono rimasti qui fino a questo momento, e l'invito e l'augurio è che ognuno di noi, tutti noi, in gruppo, possiamo diventare tutti più consapevoli e tornare ad essere, ogni volta ovviamente che le condizioni ce lo permettono, ma tutti, proprio tutti, i medici di noi stessi. Partire dalla consapevolezza del corpo, imparare a seguire le cose che ci cambiano, no? I sintomi che avvengono, per poter capire cosa fare noi per stare meglio. E grazie ancora per avermi ospitato. Grazie di cuore e una risentirci, auspico a presto. Grazie ancora. Buona giornata. A presto, grazie. Buona giornata. Allora, salutiamo innanzitutto le radioascoltatrici e radioascoltatori. Come dicevo, la registrazione verrà postata anche sui canali Telegram, appunto La Forza dell'Amore. Ringrazio il dottor Francesco Rapetti, in quanto poi è caduta la linea e quando parte la conferenza qui non riesco ad agganciare di nuovo le altre telefonate, di conseguenza saluto io voi tutti da parte sua. Grazie ancora. Adesso lasciamo lo spazio al nostro Pier Francesco e il suo regista Gomez, che vi porterà con della buona musica. Che dire, noi ci risentiremo lunedì prossimo, non questo che viene, l'altro ancora, e poi martedì con il programma Semi di Debito e Democrazia. Grazie ancora per l'ascolto e una risentirci.